oggi il governo incontrerà imprese e banche per discutere del superbonus dopo la decisione dell'esecutivo di stoppare i crediti per il 110%, una scelta che ha scatenato la bufera. Il settore ha parlato e annunciato un possibile tracollo di migliaia di imprese. Oggi quindi se ne discuterà tutti assieme in un vertice a Palazzo Chigi, proprio anche per cercare di sbloccare i crediti rimasti incagliati che fanno paura. Ecco, però intanto il settore, come detto, è preoccupato perché si rischia veramente di vedere i cantieri bloccati. Ne parliamo con il presidente ANCE Veneto, Paolo Ghiotti, che vedo già collegato con lui. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori, grazie. Ecco, lei è stato fin da subito molto duro, ha detto chiaramente qui si rischia la decapitazione delle nostre imprese che hanno fatto 1/3 del PIL nazionale. Sì, giovedì il Consiglio dei Ministri, attraverso le parole del nostro Ministro Giorgetti, ha fatto questa scelta di stoppare gli sconti in fattura e scusate, le cessioni del credito. Io penso, aggiungendo anche una parola abbastanza severa, oserei dire quasi cattiva, che è stata scellerata la scelta della politica del 110. Ecco, io qua mi permetterei di dire che probabilmente scellerato è stato il modo con cui è stato stoppato questo modo di fare le cose, premettendo che probabilmente il 110 poteva essere anche organizzato un attimino meglio, ma probabilmente è stato stoppato proprio perché io credo che non si rendano conto di quelle che possono essere le conseguenze, ma facendo anche un attimo di esame di coscienza come costruttore ed imprenditore, mi sto chiedendo quali sono le colpe nostre degli imprenditori, e abbiamo creduto negli incentivi fiscali che il nostro governo ci ha messo a disposizione. Abbiamo investito danari per formare il nostro personale a questo tipo di operazioni. La mia impresa ha performato 10 operatori per fare cappotto con tanto di certificazione e di investimento. Ci siamo attrezzati, abbiamo speso danari per acquistare attrezzature, per acquistare e fare magazzino di tanti materiali perché era anche difficile poi provvedere a questi. Ci siamo adeguati alle tantissime varianti, parliamo di 16 emendamenti in corso d'opera perché le cose cambiavano, ci siamo adeguati. Abbiamo creduto in quello che gli istituti bancari sempre ci avevano affermato, detto che questi crediti sarebbero da loro stati presi e quindi noi potevamo avere denaro e non carte nei cassetti fiscali. Mi chiedo, quando dico non conoscono le conseguenze, è perché stiamo parlando di numeri effettivamente molto importanti. A livello nazionale stiamo parlando di 25.000 imprese che sono in forte difficoltà economica. Parliamo di 15 miliardi che sono fermi nei cassetti fiscali delle nostre aziende, con un potenziale di circa 130.000 operatori che potrebbero non più trovare lavoro se stoppiamo tutto questo. E rientrando un po' nel nostro Veneto, che è seconda regione estremamente virtuosa dopo la Lombardia per aver usufruito di questi bonus, noi abbiamo investito quasi 6 miliardi e mezzo nel nostro Veneto e abbiamo 5.000 imprese che sono in difficoltà, parlo di tutto il sistema, non solo dell'ANCE ma di tutti, e parliamo di oltre 500 milioni fermi, assolutamente fermi nei cassetti fiscali. Ecco appunto lei che proprio oltre a essere il presidente dell'ANCE Veneto, proprio un costruttore edile che ha avuto a che fare con il 110, che ha investito quindi formando anche operatori e suoi quindi dipendenti per il 110, attualmente si trova in difficoltà, ossia alcuni cantieri che rischiano effettivamente di essere bloccati? Al di là di quella che può essere una situazione prettamente personale che potrebbe anche non far testo, perché la nostra situazione è un attimino, grazie a Dio, diversa e meno in affanno. Certo è che le difficoltà sì, sono veramente tante
e lo sono in parte anche per noi, perché anche noi abbiamo un cassetto fiscale che è pieno di tutti questi crediti. Noi dobbiamo capire che gli imprenditori edili, per continuare a lavorare, hanno bisogno di liquidità, hanno bisogno di denari, perché i nostri collaboratori, i nostri muratori, i nostri fornitori devono essere pagati quotidianamente con denaro e non con carte presenti nel cassetto fiscale. Ecco, come ANCE oggi al governo cosa chiederete? Leggo insomma da alcune indiscrezioni che proporrete di pagare gli F24 fiscali compensando quindi dai soldi fermati, quelli incagliati, famosi nelle banche. Che soluzioni proporrete come ANCE al governo? Beh, ecco, questa era una soluzione che noi avevamo già proposta con l'F24, avevamo anche già trovato, diciamo, una sorta di quadro con il sistema bancario, il quale poteva sicuramente, attraverso la Cassa per Depositi e Prestiti, che è l'operatore economico e fa anche da controllo, questa opportunità. Io spero che riproporremo ancora una volta questa opportunità. Spero, oggi si dice alle 17:15 siamo convocati, c'è il nostro presidente nazionale là e questo sarà quello che proponiamo. Noi non entriamo proprio nel merito di quello che succederà, da quello che succede da venerdì scorso, ma vorremmo fare chiarezza su quello che è stato lo stop di questa opportunità dello sconto in fattura e della cessione del credito, perché veramente viviamo in una situazione che è drammatica ed è devastante. Io mi chiedo che non può prendere atto una cosa del genere. Noi non possiamo far fallire le nostre imprese per salvare quelli che sono i conti del nostro Stato. È come dire un chirurgo, l'operazione è andata benissimo, tutto perfetto, il paziente è morto. Ecco, le cose non funzionano così. Allora noi oggi chiediamo, anche perché oltretutto eravamo riusciti a trovare una sorta di quadra con le regioni, con le province, con le casse, con le camere di commercio, di cedere a loro questi crediti, e molte erano già state le regioni che avevano dato disponibilità: Liguria, Toscana, Sardegna, la Puglia, il nostro Veneto, Treviso aveva già provveduto ad incamerare 14 miliardi e mezzo. Poi tutto si ferma perché si ritiene che questo sia incostituzionale, si ritiene che l'indebitamento pubblico ecceda e quindi non si può fare. Ecco, quindi... Un'ultima domanda, Presidente, poi la lasciamo andare. Ecco, volevo chiederle, ci sono però delle accuse che vengono mosse, quello che a causa del superbonus i prezzi sono stati gonfiati, il settore, tra virgolette, ne ha approfittato, addirittura si parla che appunto di circa questi 7 miliardi di euro che lo Stato dovrà restituire in Veneto, però ha riguardato solo il 4,4% degli edifici ad uso abitativo. Questa è una stima della CGIA di Mestre. Ecco, voi cosa rispondete? Come rispondete a queste accuse? Beh, allora, quando si vuole creare zizzania e si vuole parlare male di un 110 perché non ci si crede, ogni parola può essere compensativa e giustificante. Le cose non stanno così, sono i numeri che ne parlano. Parlano di spese di 105 miliardi, no, non è una spesa, è un investimento, perché il 47% di questi miliardi rientrano subito nelle casse dello Stato come IVA e come tasse da pagare. Noi non dobbiamo dimenticare che il terzo del PIL che ha fatto questo settore con questo bonus ha portato a galla una quantità enorme di lavoro nero, e penso che questo sia una cosa estremamente positiva che la nostra nazione aveva di bisogno. Non paghiamo più cassa integrazione e noi ricordiamo quanti milioni sono stati pagati per gli operatori a casa, e credo che i 9 miliardi di cui si parla di evasione e di ruberie in realtà non sono additabili al 110, dove le imprese che lavoravano erano molto più qualificate, dove i prezzi erano controllati, dove le direzioni lavori asseveravano le opere, ma moltissimi, perché poi si parla neanche di un 3% di quello che è l'evasione e di ruberie nel 110, un 3%. Poi lei sa, in Italia purtroppo, ma io penso capiti un po' dappertutto, no? Beh sì, un po' dappertutto, non riguarda ovviamente solo il settore, ma
Sì, assolutamente. Quello Sì, voglio dire che questo 3% non voglio dire che sia fisiologico, perché anche una lira sperperata è anomalo, però in Italia abbiamo centinaia di ciechi che incassano la pensione come ciechi e poi li vediamo al supermercato fare la spesa e vanno a giocare a tennis. In tutti i settori, ahimè, c'è qualcosa che non va, e che questo 110 possa essere coordinato meglio, va bene, ok, non c'è nessun problema. Non possono però decapitare, come diceva anche lei citando un mio dire, le teste a questi imprenditori. Noi siamo qua per organizzarci e risolvere il problema, però facciamolo insieme, studiamolo insieme, scaricate questi cassetti fiscali pieni, perché non abbiamo denari, abbiamo solo carte e siamo in prossimità a quello che è tutto il PNR, a questa enorme quantità di lavoro e mole di lavoro da svolgere, che senza le nostre imprese non potremo più fare. Allora mi chiedo, se le imprese non lavorano, non creano reddito, non possiamo defiscalizzare niente, e quindi è ovvio che questo ci crea una grossa difficoltà. Noi poi assolutamente sì, a quel punto si incaglia ancora di più la situazione, si blocca ancora di più. Ecco, io Presidente purtroppo la devo salutare, il tempo a nostra disposizione è terminato. Intanto grazie davvero per essere stati con noi a Buongiorno Telechiara, ringraziamo quindi Paolo Ghiotti e buona giornata. Auguro che ci sia un senso della misura da parte della nostra politica. Come dicevo Orazio nelle satire, est modus in rebus sunt certi denique fine. C'è modo e modo di fare le cose. Io ci credo. Grazie a voi. Benissimo, assolutamente sì, ce lo auguriamo tutti. Grazie Presidente.